Bentrovati, ci troviamo nella nostra web tv www.venetoglobe.com, ci troviamo naturalmente nell'edizione prefestiva, visto che domani, 1° novembre, noi non ci saremo, ci ritroveremo poi nella giornata del 2 per andare a presentare poi l'intero programma del weekend, un weekend che vedrà naturalmente lo svolgimento di molte partite, di molte gare, di molti campionati nella Marca Trevigiana e non solo per quanto riguarda il nostro ambito sportivo. Andiamo a vedere che cosa è successo quest'oggi. Apriamo con il ciclismo perché oggi è nato, per così dire, eccolo qui il logo, il Giro d'Italia 2019. Si è parlato anche ieri di Froome e di Viviani quali personaggi principali di questa edizione del 2019 del Giro d'Italia. Un appuntamento che si è tenuto a Milano negli studi di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, partenza del Giro da Bologna e crono finale a Verona. Attenzione perché il 30 maggio poi la partenza da Treviso, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni per avere più informazioni dettagliate possibili. Lasciamo il ciclismo e passiamo al calcio perché questa sera si recupera la prima giornata di campionato che vedeva la gara tra Milan e Genoa e quindi il recupero. Se il Milan vince, attenzione, altro che saltare la panchina di Gattuso, se il Milan vince si ritroverebbe, qui vediamo tre personaggi piuttosto importanti in questo Milan, se il Milan vince, vi dicevo, si ritroverebbe in zona Champions, quindi ci sarebbe l'euforia e ci sarebbe la contentezza non soltanto per Gattuso ma un po' per tutto l'ambiente rossonero. Andiamo in Serie B dove si è giocata la 10ª giornata ieri sera con alcuni risultati anche piuttosto veri e piuttosto importanti come quello di Ascoli che ha visto il Verona cadere per 1-0. Il Cittadella di Venturato si conferma squadra solida, cinica, pareggia 1-1 contro il Foggia. Il colpaccio lo fa il Venezia di Zenga che vince per 1-0 a Cremona contro la Cremonese, mentre il Perugia dopo aver perso domenica si vendica sul Padova e vince la sua gara per 3-2. Andiamo in Serie C dove il girone B è giunto alla 9ª giornata. Intanto per quanto riguarda la Serie C domani leggerete su molta stampa sportiva le dichiarazioni e le novità che ci potrebbero essere. Intanto in Lega Pro penalizzazioni per 11 squadre e quindi sono squadre che da vicino non ci toccano, non ci tangono per quanto riguarda il girone B. Per quanto riguarda il girone B invece segnaliamo la prima sconfitta del Pordenone, tra l'altro in casa contro la Fermana. Proprio oggi la Gazzetta dello Sport titolava sulla Fermana un piccolo centro che sta facendo un assoluto miracolo puntando niente po' di meno che ad una Serie B con molti crismi, con molte possibilità. Staremo a vedere. Renate Triestina è finito 3-1 per la formazione giuliana, per la Triestina, ed il Vicenza, il Lanerossi, ha battuto il Virtus Verona per 3-2. In attesa della prossima giornata vi ricordo che la Serie D, girone C, all'8ª presenterà Montebelluna San Giorgen, con il Montebelluna che dopo la sconfitta con l'Arzichiampo in terra di Arzignano appunto deve ritornare imperativo, fare punti, deve ritornare alla vittoria o quantomeno smuovere la classifica. Niente di meglio, arriva il San Giorgen che deve e dovrà e vorrà vendicare quel 6-0 subito domenica, niente po' di meno che dal San Donà di Piave. L'Eccellenza, girone B, 9ª giornata, si gioca l'infrasettimanale tra oggi e domani. Ho detto oggi perché questa sera c'è l'anticipo al Barison di Vittorio Veneto tra i locali del Vittorio Veneto e l'Eclisse Careni Pievigina. Poi domani le altre gare. A Porto Mansuè intanto, sempre domani, scende il nuovo tecnico perché finalmente è arrivata la conferma, ve lo dicevamo già ieri, c'è Stefano Andretta che dopo essere
rimasto fermo dopo la parentesi del Lia Piave, ritorna in panchina e ritorna a Mansuet, ritorna con il Porto. C'è da motivare soprattutto psicologicamente e mentalmente i giocatori dopo le botte riferite alle sconfitte patite dalla formazione di Stefano Lombardi, che ha salutato e se n'è andato. In promozione, nona giornata anche qui, con un calendario piuttosto aperto che vedremo nel dettaglio a partire da giovedì e venerdì. Per il basket abbiamo la TVB, Treviso Basket, che ha fatto un passo indietro, ne parlavamo ieri nella corsa alla promozione, perdendo a 100 contro una matricola del girone, ha perso 85-76. Il prossimo incontro sarà in casa al Palaverde contro la Zenit Verona, tra l'altro senza il capitano Antonutti, che qui vediamo in un'intervista con la nostra Valentina Dalmas. Per Antonutti, dopo il problema all'occhio che lo aveva costretto a giocare con la maschera, adesso c'è un problema ad una costola, sembra si sia fratturata e per lui si parla dai 2 ai 3 mesi di stop, quindi auguriamoci che insomma possa rientrare al più presto il capitano. Andiamo a Ponzano, dove in Serie A2 femminile, siamo di qua, eccoci qui, al Palacicogna c'è stata la sconfitta contro Marghera, piuttosto anche pesantina, 46-37, con una nuova sconfitta che non muove la classifica. Venerdì vi proporremo anche un'intervista al direttore sportivo realizzata dal collega Matteo Valente. La Ruker ha perduto in casa al Palasaccon contro Faenza 92-86. Ieri abbiamo ascoltato Marco Mian che non era felice proprio di questa sconfitta. L'intervistatore ha detto: come faccio ad essere contento della prestazione nonostante la sconfitta? A me piace vincere, quindi la sconfitta non mi piace proprio. Diamo un'occhiata agli altri risultati che vedono in Serie B femminile la NPT Treviso vittoriosa nella sfida casalinga contro Rovigo 52-44, meno male, c'è stata la prima vittoria. Poi nella Serie C Gold Oderzo batte Riese 70-64, Corno di Rosazzo batte Vigor Conegliano 83-61, Montebelluna Udine 89-85. Nella Serie C Silver le trevigiane così, Ormelle batte Resana a Resana 81-53, Istrana batte Carré 77-76, il Lido di Venezia cede in casa al Roncade per 62-53, Maserada batte Mirano 76-68. Andiamo in Serie D per vedere le trevigiane, i risultati. Olimpia Sile batte Spinea a Spinea 68-64, Valdobbiadene perde in casa dal Mansuet 85-64, il Nervesa vince per 63-54 contro il Valbelluna a Nervesa della Battaglia. Vince anche Pieve di Soligo al Palazzetto dello Sport di Pieve contro Fossò per 72-66, Cavallino batte Paese 79-59 e dopo un tempo supplementare Castelfranco batte Venezia 60-59. Lasciamo il basket, passiamo all'Imoco Volley Conegliano. È un Imoco che ha cominciato il campionato, lo saprete, alla grande contro il Pomì Casalmaggiore vincendo per 3-0, grandissima prestazione, esordio stagionale per Nagaoka, la giapponese, che ha fatto ormai molti social si sono interessati alla giocatrice, molte telefonate in sede per scoprire Nagaoka, la giapponese, per la prima volta appunto nella marca trevigiana e per la prima volta anche fuori dal suo paese. Andiamo a sentire Daniele Santarelli che cosa ci ha detto a fine partita, conferenza stampa, su questa gara. C'era poco da dire perché era contentissimo. Sentiamolo. Sì, ho pensato di dare fiducia alle ragazze che hanno lavorato con me per 2 mesi, perché secondo me prima di tutto se lo meritavano, e poi hanno lavorato benissimo per 2 mesi. Ho visto che la squadra si stava piano piano conoscendo sempre di più e nelle varie amichevoli e tornei stava crescendo, quindi ero consapevole che questa poteva essere un bel banco di prova, ma ero sicuro che in questo momento, a parte i rientri tardivi di un po' di giocatrici, fosse il sestetto giusto. Mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento iniziale, abbiamo fatto un primo set secondo me meraviglioso, con veramente pochissimi errori, un atteggiamento
Perfetto, era quello che volevo. Secondo set un po' remissivo in difesa, ma non è quello che sappiamo fare, quindi lì infatti secondo me ho qualcosa da rimproverare alle ragazze, perché possiamo fare molto di più. Un terzo set gestito bene, ma credo che non possiamo ritenerci tutti quanti soddisfatti. Almeno personalmente sono contento di quello che è successo oggi, di come la squadra ha giocato. Credo che questa squadra abbia un potenziale enorme. Credo che, non so, forse queste ragazze che hanno giocato questa sera forse sono al 50-60% di quello che possono fare, e sono contento di aver fatto giocare queste persone qui e di aver fatto riposare le altre nazionali senza averne assolutamente bisogno. Un bel messaggio al campionato, nel senso che se la squadra è al 50-60%, figurati Sì. il 90%. Ma io lo so quello che questa squadra può fare, ne sono convinto, l'ho detto anche alle ragazze. Non mi aspetto che in questo momento della stagione siamo al massimo della forma. È ovvio che il primo appuntamento importante sarà il 10 novembre, quindi noi per forza di cose dovremmo arrivare al 100% a quella partita lì. Abbiamo caricato fino alla settimana scorsa, quindi è ovvio che in questo momento non siamo al massimo. Abbiamo avuto anche delle problematiche da gestire in queste ultime settimane, quindi ci siamo allenati così. Credo, io non guardo gli altri, penso a noi, penso e sono sicuro che questa squadra possa fare ancora molto. Saranno gli altri a preoccuparsi, io penso semplicemente a noi. Bella questa frase di Santarelli: saranno gli altri a preoccuparsi di noi e non noi di loro, e ci sono margini di miglioramento incredibile. Voi pensate che appunto la partita con Pomì Casalmaggiore l'ha vinta disputando un primo set incredibilmente veloce, incredibilmente bello, spumeggiante, un secondo set, come diceva appunto Santarelli, in cui Pomì ha provato a rientrare ma non c'è stato nulla da fare, perché poi il terzo set è stato conclusivo, ancora spumeggiante, ancora vivace, molto carino, molto simpatico, quindi tutto da rivedere ai prossimi impegni. Intanto per la sosta il primo ci si ferma, il 1° novembre domani ci si ferma, si riposa. Mai sosta fu più accettata e più gradita da Santarelli e dalle nazionali, quindi bene, ci si ritroverà con la prossima giornata. Lasciamo l'Imoco Volley, lasciamo il volley femminile, passiamo al rugby maschile. Benetton con il Pro 14, si torna a Monigo contro il Leicester, c'è stata la sconfitta 31-3, si torna a Monigo, vi dicevo, con l'Ulster, altra grande gara, altra grande squadra, altri grandi irlandesi che cercheranno di mettersi e di frammentare ancora una volta il campionato in Pro 14 del Benetton. Sentiamo Marco Barbini al termine della gara contro Leicester, che cosa ci ha detto. Come dicevo, cosa si può dire dopo questa prestazione, dopo questa sconfitta? Abbiamo sentito anche dentro, insomma, si resetta. Sì, è difficile ovviamente parlare dopo comunque un risultato così importante. Bisogna sicuramente rialzarsi, quindi resettare, da lunedì analizzare la miglior squadra d'Europa, perché è così, quindi dar credito anche a loro, però bisogna sempre migliorarsi, imparare anche dai migliori, quindi lunedì trovarsi, guardare quello che non è andato bene e puntare a sabato, tornare qui per rimettere il sorriso ai nostri tifosi e anche a noi. Hai detto bene, comunque gran squadra, perché loro una spanna sicuramente sopra, almeno quest'oggi. Sì, quest'oggi ovviamente il risultato parla chiaro, anche credo il possesso abbiamo difeso per tanto tempo, perché loro continuavano a metterci sotto pressione, ci hanno studiato, esatto. Quindi bisogna dare credito quando una squadra arriva qui fuori casa e con un'ottima prestazione, bisogna dargli credito e bisogna imparare, perché così la prossima volta non succeda. Quindi resettiamo e puntiamo già alla prossima. Ovviamente adesso bisogna resettare, domani non pensarci, lunedì invece arrivare a studiare quello che è stato questa prestazione per arrivare a migliorarsi. Personalmente soddisfatto? È difficile essere soddisfatti dopo un punteggio così, quindi dovrò analizzare e migliorarmi anch'io. Bocca al lupo. Crepi, grazie.
Dice bene, è difficile essere soddisfatti dopo una prestazione, nonostante una prestazione buona di Barbini, ma una prestazione 31-3 piuttosto pesante per quanto riguarda il Benetton Rugby. Contro l'Ulster ne parleremo su questa gara, sulla preparazione che c'è stata fatta in settimana, ne parleremo venerdì con una intervista prima appunto di andare in campo. Oggi raduno della nazionale femminile di rugby in vista del test contro la Scozia del 4 novembre a Calvisano. 5 sono le trevigiane convocate e tutte delle iniziative Villorba Rugby, a cominciare dalla capitana Sara Baratin, eccola qui, poi c'è la Busato, la Cavina, la Furlan e la Muzzo, tutte convocate in nazionali. Complimenti e in bocca al lupo. Concludiamo ancora con una notizia di rugby. Nella top 12 il Mogliano, dopo la vittoria con Verona, domenica ospiterà il Sandona di Piave e qui sarà un classico derby, derbissimo. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo. www.venetoglobe.com, ci trovate anche in modalità on demand e allora cercateci www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona serata.